Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus di Treviso. Abbiamo il primo giornale che parte, è sempre la Tribuna di Treviso, anche per dare un significato alla nostra rassegna stampa della provincia che stiamo trattando. Morta sul Piave un giallo, è stata colpita in testa. L'autopsia riapre il caso di Annika Panfile, la cuoca dell'Isra trovata senza vita domenica mattina, l'ipotesi dell'omicidio, ferite fatali provocate da un corpo contundente. Era stata divulgata la notizia dai carabinieri che era sparita questa donna, proprio distribuita ai giornali, e poi purtroppo è stata trovata. Vedete che anche qui la Marca oggi si colora di rosa per il passaggio del Giro. Oggi la partenza da Oderzo, poi si scala il Cansiglio. Ci sono tante cose da tenere d'occhio, le trovate anche nei nostri siti su come muoversi. Colto da infarto in autostrada, muore medico dell'ospedale. Anche questa è una notizia che trattiamo anche noi. Ci sono poi naturalmente anche altre notizie che rimbalzano da un giornale all'altro, ma andremo a vederle andando avanti. Per esempio su Gazzettino, Zaia e Brugnaro, possibile proroga altri 6 mesi. I pareri del Viminale aprono la strada al rinvio del voto primavera 2006, anche qui. E poi anche qui sul Gazzettino la prima pagina tratta un po' tutte le province, o di qua o di là qualcosa si trova sempre. Per esempio a Vicenza, veleni e denunce sulla campagna elettorale tra i due contendenti. Vedete che il PNRR, c'è l'ultimatum dell'Europa, Bruxelles fissa i paletti e le modifiche entro giugno, chiesto al governo di completare rapidamente i progetti. E anche sul Gazzettino la notizia che troviamo su altri giornali proprio in prima pagina, il Treviso, la notizia di Treviso, morta nel Piave, i traumi alla testa, è stato ucciso. La troviamo anche qui, la vediamo anche lì, perché comunque stiamo parlando di Treviso. Caorle, volata mozzafiato, vince Dainese. Sul Giro d'Italia, diciamo che un po' tutti i giornali d'Italia parlano del Giro d'Italia, in modo particolare i giornali del Veneto oggi, perché proprio il Giro d'Italia oggi è il Veneto, così come fa il Corriere a pie pagina. Ma il Corriere dedica limiti antismog, no della regione, l'Europa vuole inasprire i vincoli, Ciambetti a Bruxelles, i razionali per la pianura padana. E si parla di ambiente e salute, mentre le domeniche ecologiche e i blocchi non servono, meglio cambiare le caldaie. Questa quando c'è il trafiletto dell'esperto. Anche qui sul Corriere del Veneto viene dedicato spazio al calcio Padova, che passa nelle mani di Peghin, lo sfidante di Giordani, e quella notizia di Meolo che vede questo campione di kayak che è morto in un torrente ribaltandosi. Vedete che anche altre notizie che sono più o meno quelle che ritroviamo, mentre per trovarci anche sulla nostra pagina di Treviso c'è quell'incidente mortale a Treviso Nord che vede una vittima, e i centri estivi, pubblicato l'albo degli enti gestori. A Zero Branco invece viene intitolata ad Albino Vanin, un abitante di Zero Branco, un eroe della guerra, la caserma dei carabinieri. Bene, è tutto questo per quanto riguarda la provincia di Treviso. Ci sentiamo e ci vediamo anche alla prossima edizione.